Siamo con Nicoletta Biancardi, segretaria generale SPCGIL del Veneto, e parliamo delle rette delle case di riposo, centri e servizi per anziani. Qual è la situazione, segretaria? Salve, la situazione non è buona, nel senso che noi già dall'anno scorso, a fine 2023, abbiamo raccolto un grido d'allarme che veniva dai territori rispetto al caro, al caro rette e al fatto che le rette sempre di più stavano aumentando per diversi motivi, a partire dall'inflazione, ma anche poi dai costi energetici, piuttosto che i beni alimentari e anche dei servizi igienici. E quindi con il nostro gruppo di lavoro unitario, quindi insieme a FNP e WILP, abbiamo monitorato i costi delle case di riposo. Abbiamo trovato anche delle differenze sostanziali tra territorio e territorio, quindi delle diseguaglianze territoriali, ma il fatto anche proprio che questi aumenti c'erano ed erano anche pesanti, perché poi sappiamo che ricadono sui familiari delle persone ospitate nelle case di riposo e naturalmente sui pensionati e le pensionate. Voi cosa chiedete quindi? Ecco, noi chiediamo diverse cose. Forse la più importante sarebbe quella di avere un tavolo con la Regione, che c'era stato anche promesso, perché noi non facciamo parte purtroppo come sindacato e come sindacati nel tavolo interistituzionale che esiste sulla non autosufficienza, dove ci sono gli enti gestori ma non ci sono i sindacati. L'ultima volta che siamo stati in Regione è stato a giugno dell'anno scorso, quindi noi abbiamo prodotto ricerche, abbiamo monitoraggi mandati alla Regione anche ai capogruppo consigliari e su questo vorremmo iniziare un confronto. Abbiamo diverse proposte, a partire sicuramente dall'aumento delle impegnative di residenzialità per coprire tutte le persone che oggi sono nelle case di riposo e che non possono usufruire delle impegnative, perché il 13% delle persone pagano una retta intera. Poi ci sono persone in lista d'attesa? Assolutamente sì, e anche qui vediamo delle differenze tra territorio e territorio. Ci sono dei territori dove le liste d'attesa sono lunghe e quindi questo significa che intanto posso entrare, ma posso entrare a libero mercato, quindi pago una retta che può arrivare anche a 3.000 euro. Diversamente invece altri territori che magari avanzano anche dei posti, quindi anche qui ricalibrare il fabbisogno. Anche questo... Poi una cosa molto importante per voi è la qualità del servizio che deve essere offerto. Sì. Si parla di medico, si parla di personale. Avere un medico più ore nella giornata, addirittura anche uno specialista come il geriatra, e rivedere anche il minutaggio che viene dato all'assistenza settimanale alle persone che sono ricoverate, in questo caso ospitate nelle case di riposo, perché è molto importante. Se ho meno tempo, il personale ha meno tempo, può garantire meno le prestazioni anche di qualità alle persone che sono ospitate. Io la ringrazio, segretaria, veramente è importante questa istanza che voi fate costantemente, questo pungolo costante alla Regione per risolvere questi problemi. Ci aggiorneremo e aggiorneremo i nostri telespettatori. Grazie ad averci seguito come sempre, e anche se avete bisogno, necessità o cosa, rivolgetevi allo SPCGIL in tutte le sedi, prenotando anche un appuntamento. Fatevi controllare la pensione. A presto.